Ecco a voi il signor Bravetti. Voi pensate di essere delle brave persone, ma lui è bravissimo. Beh, cerco di comportarmi bene. A tal punto che se i buoni vanno in paradiso, lui sarà il primo della fila. Ma dai. Allora, signor Bravetti, hai osservato i 10 comandamenti? E come? Davvero? Ti spiace se diamo un'occhiata, così vediamo quanto sei buono? Va bene. Bene, eccone uno. Non dirai il falso. Signor Bravetti, hai mai detto una bugia? Beh, sì, chi non l'ha mai fatto? Come definisci uno che dice bugie? Un bugiardo? Bene, vediamo quest'altro comandamento. Non ruberai. Hai mai rubato qualcosa, anche soltanto una volta? No. Ma mi hai appena detto di essere un bugiardo. Beh, effettivamente da bambino una volta ho rubato delle caramelle. E come definisci uno che ruba? Un ladro. Va bene, proviamone un altro. Non commetterai adulterio. Oh, questo è facile, non ho mai tradito mia moglie. Ciao bello! Oh, wow! Gesù disse, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Oh, giusto. Ancora uno. Non pronuncerai il nome del Signore tuo Dio in vano. Hai mai pronunciato il nome di Dio imprecando? Ma Questa, signor Bravetti, si chiama blasfemia. Dio ti ha dato la vita, l'aria che respiri e tutto ciò che hai, e tu hai infangato il suo nome. Quindi, per tua stessa missione, sei un bugiardo, un ladro, un blasfemo e un adultero in fondo al tuo cuore. E sono soltanto 4 dei 10 comandamenti. Ok, non sono perfetto. Ma a dire il vero è molto peggio. Supponiamo che si potesse mettere nel tuo cervello un microchip che registrasse i tuoi pensieri più intimi per una settimana. Dopodiché, proiettarli su uno schermo gigante per farli vedere ai tuoi amici e ai tuoi familiari. Sarebbe imbarazzante. Sì, lo so. La Bibbia dice che Dio conosce tutto, anche i pensieri segreti del tuo cuore. Però, in confronto a certa gente, io sono un santo. È vero, ma il metro di giudizio è la legge di Dio, non gli altri. Inoltre, anche se tu peccassi solo 5 volte al giorno, in un anno sarebbero 1825 peccati. E se vivessi fino a 70 anni, avresti infranto la legge di Dio più di 127.000 volte. Nel giorno del giudizio dovrai rispondere di ogni tuo peccato, dato che la Bibbia dice ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Ma Dio mi perdonerà, giusto? Beh, provaci in un tribunale. Ehi, senta, mi rendo conto che continui a infrangere la legge, ma non potrebbe passarci sopra, signor giudice? Solo un giudice corrotto lo farebbe. Un giusto giudice direbbe: La giustizia esige che tu paghi per i tuoi crimini. Dio non è un giudice corrotto, lui è un giudice santo e giusto. Lui odia il peccato. Gesù avvertì che Dio nel giorno di giudizio manderà tutti quelli che hanno peccato contro di lui in un posto terribile chiamato inferno, senza possibilità di uscirci per tutta l'eternità. Ma allora come si fa ad andare in paradiso? C'è solo un modo. Dio ama così tanto il mondo che ha dato suo figlio Gesù a vivere una vita perfetta. Lui non ha mai peccato, nemmeno una volta. Poi Gesù si offrì di prendere il castigo dei peccatori colpevoli. Venne frustato, picchiato e inchiodato a una croce. Poi morì in modo che fosse fatta giustizia e i peccatori potessero essere liberi. Poi Gesù risuscitò dalla tomba, sconfiggendo la morte. Tu non sei in grado di meritarti la vita eterna, è il dono di Dio. E chiunque si umilia e viene a Gesù, lui ti perdonerà, ti purificherà e ti darà un cuore con nuovi desideri. La Bibbia dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Perciò smetti di vivere per te stesso, abbandoni i tuoi peccati e vieni a Gesù. Poi leggi la Bibbia e metti in pratica quello che hai letto. Trova una buona chiesa che ti aiuti a crescere e poi vai ad annunciare agli altri la buona notizia.